Lega Pallavolo Serie A femminile è grande protagonista a Rimini all'interno dello Sport Village del 40° meeting dell'Amicizia fra i Popoli, in programma dal 18 al 24 agosto. Nell'area curata da Master Group Sport è folto il programma di attività rivolte ai più giovani e di incontri con i personaggi del mondo sportivo. Momento di grande rilevanza è stato sicuramente il convegno Lo Sport Italiano che vince. Ogni successo nasce dalla preparazione, che ha visto grande protagonista il presidente di Lega Mauro Fabris. Nel corso dell'incontro si sono toccati vari temi, su tutti il percorso che ha portato la Lega Pallavolo Serie A femminile a diventare anno dopo anno un modello di riferimento vero e proprio nello sport italiano. Abbiamo portato l'esperienza positiva della Lega, una Lega di Serie A che quest'anno ha portato tutti e tre i club che competevano a vincere appunto le coppe europee, che ha una crescita importante anno per anno sia in termini di pubblico nei palazzetti sia in termini di seguito appunto televisivo, quindi un modello vincente che abbiamo proposto qui al meeting. L'esperienza che noi abbiamo fatto nella Serie A credo proprio possa essere modello per altre discipline. Penso ai successi ad esempio della Nazionale, che sono stati costruiti esattamente dentro il campionato di Serie A in un modello virtuoso che vedeva una squadra della federazione composta dalle giovani promesse giocare appunto all'interno del campionato di Serie A, e questo negli ultimi 5 anni ha consentito di crescere questa nazionale giovanissima che si è qualificata adesso alle Olimpiadi, che l'anno scorso è arrivata seconda al Mondiale, che sta dando tanti, che adesso si giocherà l'Europeo veramente da testa di serie. Questo perché appunto noi abbiamo messo insieme un modello, ripeto, unico ma a livello internazionale, delle giovani promesse che giocano già da subito nella massima serie con una squadra che li abitua all'agonismo, che vedono appunto la possibilità di allenarsi insieme alle grandi stelle nazionali e internazionali. Quindi ecco, sono questi i tipi di modelli che noi stiamo portando avanti e che sono, credo, di esempio, possono essere di esempio anche per altre discipline. Incontri ma anche attività sul campo con tecnici dei club e atleti della Serie A, protagonisti insieme ai ragazzi dai 6 ai 12 anni. C'è un'affluenza di ragazzi, qui nel pomeriggio si anima questo villaggio con tutti i campi allestiti per le varie discipline. Ieri è stata una giornata bellissima perché c'erano veramente tantissimi ragazzi che sono venuti a divertirsi, prima di tutto a tenere un mini corso con i nostri allenatori della Serie A femminile, perché dal 18 al 23 ogni giorno sono stati presenti 2 tecnici delle nostre squadre di vertice di pallavolo femminile che hanno dato il loro contributo, qualche indicazione ai ragazzi per migliorare anche la pallavolo da spiaggia, quella che la maggior parte dei ragazzi gioca abitualmente.